Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella live splash del vostro Marietto Veneziano. Sono un pochettino come si suol dire, in preparazione per questo video perché mi sto mettendo un guanto, siamo a praticamente sotto zero. Sotto zero, sapete che il Marietto gli piace fare un po' di trekking, di camminate, prendersi a giro ai campi. E oggi parleremo di capire un po' il momento che sta girando, la situazione come si suol dire piuttosto impegnativa perché faccio un esempio. L'altro giorno ho fatto più o meno 40 km in autostrada verso le 9 e si ho trovato 3 macchine, 4, ero in moto chiaramente, è stato un miracolo, quindi era un po' da una situazione quasi surreale, no? Una situazione quasi da film del terrore. Poi al massimo in 100 km avrò trovato una ventina di auto, ai caselli praticamente era tutto vuoto. Questo è un segnale forte che bisogna cominciare a mettersi a sedere e fare una pensata, perché penso, visto che bisogna fare una pensata, penso che bisogna farsi un punto di domanda, no? Ormai la situazione, come ho già detto in questi giorni, è particolare, non è usuale. Abbiamo le banche che incominciano a chiudere i bordoni, le sacche, vedono arrivare una patrimoniale che vorrà prosciugare come minimo il 2-3% chi ha conti sopra il 100k. Chiaramente chi ha sempre pagato le tasse, ha sempre fatto le cose in modo corretto e magari anche il 100k sicuramente non dico che sarà contento, ma capirà la situazione. Ormai noi siamo sotto attacco. Una volta parlando con il Silvietto gli ho chiesto ma chi sono i nostri nemici e lui mi ha detto tutti. La nostra fortuna è che siamo una penisola. Quindi in questo momento difficile in cui la mano sinistra incomincia a far vedere la sua forma, molti praticamente dovranno incominciare a capire che il periodo della mano destra, della misericordia, sta per finire. Quindi ci sarà un piccolo repulisti. Certo, per chi ha seguito il Marietto o il De Garda nei mesi scorsi, nel periodo scorso, che chi avrà il ciondolotto, chi avrà le varie protezioni, chiaramente questo periodo lo passerà sicuramente meno peggio di chi si è sempre vissuto alla misericordia. Io mi ricordo anni fa che nei nostri gruppi c'era gente che andava in discoteca a ballare a destra e a sinistra, sto parlando 5-10 anni fa, e poi a un certo punto ha preso una scusa e ha abbandonato il gruppo misterico dopo aver visto molte cose importanti. Chiaro che le cicale a quel punto lì capiranno che è finita l'era della misericordia e si passerà un po' a prendere qualche consiglio della mano sinistra. Quindi molti della serie vogliamoci tutti bene, pensiero positivo, angeli colorati, pezzi di ferro rotolati insieme con dentro intenti, paroline da ripetere come mantra, quelle cosettine lì, a un certo punto quel giocattolo da Luna Park finirà. Ciao Sara, grazie di esserti unita nel canale YouTube del Marietto Veneziano. Quindi capite cari amici che sta arrivando una spazzolata da tempesta perfetta, quindi molte persone che in questo momento ballano e ridono mentre altri stanno, come si suol dire, tirando la cinghia, avranno un brutto risveglio, no? Quindi a tutte quelle persone che invece si sono attivate con i vari circuiti, con le varie pendaglie, insomma varie proposte che il Marietto Veneziano e il De Garda o il De Garda Marietto Veneziano proponevano, sicuramente avranno un campo vibrazionale leggermente più robusto. Poi un'altra cosa che vorrei sottolineare è che di solito purtroppo dagli esoteristi si va praticamente quando le stalle sono vuote, no? Praticamente quando tutti sono scappati, quando uno ha il problema bussa a tutte le porte che può bussare, dal prete all'avvocato, al notaio, il dottore, il farmacista,
medico, insomma al psichiatra, tutto quello che può, e poi dopo in fondo alla stanza va dall'esoterista. Poi lì dipende anche un po' dal karma, cioè quello che trova l'esoterista professionale corretto e quello che invece trova l'esoterista che magari prima di fare l'esoterista avevano preso le forze dell'ordine a rubare le autoradio, no? Quindi capite che anche lì dopo dipende un po' da alcune cose, però diciamo che la via corretta sarebbe invece non andare all'esoterista quando sei in mutande o in boxer, no? Bisognerebbe andare dall'esoterista prima, quando le vacche sono ancora nella stalla, così che praticamente la cosa dovrebbe funzionare, nel senso che dovrebbe creare sono vicino alle mucche scozzesi, così che praticamente quando la barca è ancora piena e bella forte si può attivare i riti propiziatori per dare un rinforzino praticamente alla zona che cura la stalla. Purtroppo molte persone invece ragionano esattamente all'opposto, no? Vanno dall'esoterista quando praticamente sono nudi, il re è nudo, e quindi la cosa diventa 10 volte più difficile. Se prima bastava 5-6 riti propiziatori l'anno per perpetuare il benessere e chiaramente attivare anche la mano sinistra in modo elegante, dopo la mano sinistra darà la sua botta, praticamente la misericordia farà un passo indietro e quella persona lì chiaramente vivrà un periodo che in alcuni film dicono quando piove cioccolata. Quindi a tutti quelli che pensano di sapere una pagina in più del libro, a tutti quelli che praticamente luce colorata e roba del genere, forse non avete capito che l'esoterismo costa fatica, costa conoscenza. Io ho clienti, committenti che studiano da anni con Hildegard o con Marietto Veneziano, investono soldi, però hanno una conoscenza esoterica importante, capiscono che la cosa non è da circo equestre o da Luna Park. Invece tutti quelli che come saltimbanchi passano in questi gruppi misterici o pseudo-misterici, vi mandano luce colorata, arcangeli, il Michelangelo di turno, che capite che quelle persone è come se chiedessero alla mano sinistra di svegliarli. Quindi in questo momento difficile un po' per tutti, per l'economia, per la politica, per l'esercito, per le forze dell'ordine che in questo momento sono impegnatissime. Cioè la gente non si rende conto che siamo su un baratro, l'Italia oggi è su un baratro, no? E non è che con la luce colorata e pensiero positivo i missili da 1 tonnellata di tritolo passano e vanno da un'altra parte. Siamo vicini a qualcosa che neanche riusciamo a immaginarlo. Qualcosa che ci potrebbe dare un'idea è la Grecia, quello che è successo in Grecia. Quindi, cari amici, tutti quelli che pensano che basta andare su un gruppo misterico da Luna Park e gridare ai 420 a destra e a sinistra, il vostro Marietto Veneziano vi dice che siete seduti sulla sedia meno giusta, mettiamola giù così, e la mano sinistra vi sta aspettando. Questo ve lo dico subito. Poi è chiaro che chi ha seguito invece il Marietto Veneziano ormai sa cosa sta arrivando, è preparatissimo. Se al ciondolotto, i vari circuiti, che le book che abbiamo messo anche in vendita, che ha praticamente dei circuiti radionici potentissimi con cui c'è dentro la rata della persona che l'ha comprato in modo invisibile chiaramente, e praticamente questi circuiti continueranno a operare. Sicuramente la forza vibrazionale che ci sta attaccando colpirà anche loro, ma sicuramente in forma meno pesante. Ormai la mano sinistra dell'opera in Italia vuole mettere un po' in ordine questa misericordia di questi pagliacci che hanno maltrattato la madre patria italiana, no? Con busterelle, mica busterelle. E questo penso che sia anche giusto che debba arrivare, no? Una bella spazzolata e si ripartirà. Quindi tutti quelli che hanno seguito Marietto, io
dico che sono seduti sulla sedia giusta. Tutti quelli che invece mi ricordo, quei soggetti che andavano a ballare come cavallette mentre spiegavamo cose misteriche importantissime e poi tornavano da mendicanti a cercare soluzioni pratiche magari per la loro attività. Non funziona così. L'esoterismo è una cosa seria, bisogna sempre dedicarsi, perché quando la stalla è piena è molto più facile, si ha più energie per poter lavorarci. Ve l'ho sempre detto, ci sono religioni di Stato che ogni Santa Domenica mettono lì il popolo a ricaricare le egregore e quando non basta passano coi rosari con tutte quelle signore anziane che li mettono a ricaricare le batterie delle egregore. Quindi se lo fanno loro, che sono praticamente il fulcro religioso del pianeta, no? Un perché ci sarà. Quindi tutte quelle persone che ogni santo giorno, invece di impegnarsi a cercare soluzioni importanti a livello eterico, fanno le cavalletto, i mendicanti nei vari gruppi, o ripetono parole che non sanno neanche il significato, come dei robot. Quelle persone stanno caricando le egregore di chi le ha create, non certamente avranno delle benedizioni. Invece chi opera seriamente, chi magari attiva anche quei piccoli rituali che il marietto mette sulle pillole, che sono piccoli, però se fatti con il cerchio di fuoco, vetto colorato, hanno una certa forza e importanza, anche per la propria famiglia. E poi chiaro, ci sono i rituali propiziatori, che quelle sono cose professionali di Hildegard Marietto Veneziano. Comunque, in linea di massima, tutti quelli che... gente che mi ha contattato anche in PVT, facendomi domande. Allora, in PVT l'ho spiegato già. PVT solo per consulenze professionali, se no si va sul canale del Marietto Veneziano di Hildegard o in Facebook nei vari gruppi dove il Marietto può postare con Hildegard, oppure nel sito capitano.altavista.org, che lì ci sono più di 100 circuiti e quadranti radiostesici che si possono scaricare. Se mi contattate PVT sapete che bisogna 20 euro 45 minuti, pagabili solo tramite PayPal. Se non avete PayPal si vede che non siete clienti per me. Bene cari amici, io penso di aver detto tutto, di in un certo senso aver spiegato che stanno arrivando momenti impegnativi. Quelli che hanno un'attività sarebbe meglio che incominciano dei riti propiziatori. Certo, ormai i giochi sono fatti, mano sinistra vi sta guardando, non scappa nessuno, però magari qualche rito propiziatorio perpetuato per qualche mese sicuramente farà la differenza fra il vivere e essere schiacciati come mosche, perché ormai la strada è quella, ci sarà un momento molto importante nei prossimi mesi. Io spero che le nostre forze armate, che sono sempre state tra le migliori del mondo, anche se alcuni del popolo italiano sempre bistrattate, siano sempre alla testa della situazione. Secondo me ce la faremo, però chiaramente alcuni mendicanti, angeli colorati, luce colorata, paroline ripetute come cavallette per risolvere problemi importanti, quelle persone lì purtroppo avranno un brutto risveglio. Per il resto io penso che chi ha seguito Marietto o Hildegard sicuramente avrà una marcia in più. Poi è chiaro che ognuno ha il suo campo. Bene, amici, io penso di aver detto tutto per questa live brevissima. Vi saluto e vi ricordo che domani sera alle 21:30 ci sono le sibille interattive con Hildegard nel suo canale YouTube. E se non l'avete ancora fatto e non lo sapete, c'è nel sito del capitano.altervista.org, nelle shop, la possibilità di o prenotarsi una pulizia radiostesica, radionica, oppure di, come si suol dire, acquistare il ciondolo sefirotico o i vari riti operativi, o gli ebook radionici, uno da 50 euro che è già in pista e quello a 75 euro radionica abbondanza è in costruzione. Siamo quasi sul rush finale, dobbiamo fare ancora apportare un po' di modifiche per rinforzare un po' alcuni circuiti, così che diventino sempre più performanti quando vengono messi in pista, no? Quello costa 75 euro, li vale tutto, potete già pagare